Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, scusate, ma vaneggio per il Gran Premio dell'Azerbaijan, ho registrato tutto, ma non c'era l'audio. Quindi siamo arrivati quarti, abbiamo perso all'ultimo giro il podio, Mick Schumacher secondo. La macchina ha risposto molto bene con i miglioramenti e soprattutto con i pezzi nuovi, ragazzi, cambia e conta veramente tanto. Andiamo a vedere la classifica, siamo terzi nel mondiale, cioè Mick è in fuga, però costruttori stiamo dominando. Risultati di stagione volete vedere ottavo, quarto, ventunesimo, quarto, terzo, sesto, secondo, quarto. Siamo in ripresa assolutamente, però Mick sta volando. Mick ha già 3 vittorie, Mick. Vabbè, insomma, comunque adesso abbiamo il Gran Premio del Canada, spero di non avere più problemi con la registrazione dell'audio. E adesso però veramente l'unico podio, diciamo, il miglior risultato, scusate, è il Monte Carlo. Vabbè, insomma, con chiaramente l'aiuto che c'è stato, ma va bene. Abbiamo 2 podi per il momento, sicuramente non un inizio di stagione esaltante, ma adesso Montreal o Montreal, le Castellet, Spielberg, qua voglio 3 podi e di questi 3 podi minimo 1 vittoria. Qua abbiamo ricerca e sviluppo, stiamo sviluppando qualcosa di buono, qua purtroppo possiamo fare ben poco. E vabbè, andiamo avanti con la giornata. E niente ragazzi, ci vediamo dopo le qualificazioni del Gran Premio del Canada. Prima position stagionale, finalmente, che cazzo, in una gara comunque iper favorevole. Tanto racconto un attimo Baku, questa strategia comunque, niente, Baku praticamente in una gara sfavorevole sono riuscito a fare un quarto posto, ma partivo 19esimo, bella gara, grande rimonta e subito in partenza recupero 10 posizioni. Poi con la strategia vado bene, safety car un po' più di metà gara. Sono terzo tranquillo, ultimi 2 giri gomme partite, nell'ultimo rettilineo perdo la terza posizione, però dai, ci siamo. Adesso qua a Montreal vorrei la vittoria che mi è sfuggita l'altro anno per una cazzata comendiana. Rock and roll. Schumi è secondo, Mick potrebbe esserci la doppietta come da GP la prima, vedremo. Qua però voglio far bene, questa è veramente una gara favorevole. Una cosa, visto che tanti mi avete detto abbassa, torna a 90, collisione con Schumi, ma quando? Tanti mi hanno detto torna a 90, allora per par condicio ho messo 92, così siamo tutti contenti perché non abbasso sicuramente, però da quello che ho letto delle patch e tutto hanno aumentato il livello di gioco, cioè il livello base è aumentato. E quindi insomma, però non vado sotto, mi dispiace, 90 e godo, in questo caso 92, così comunque abbiamo sempre un po' aumentato. Non ero mai andato oltre i 90 e basta. Adesso c'è Mick però, Mick dietro, Mick non perde un colpo, questo è un problema. Se non arriva primo, arriva secondo. Non proprio una gran curva. Adesso devo tentare il miracolo. Attenzione, subito qualcosa. Contatti, ma non sembrano esserci di tiri. Contattino. E qua dobbiamo fare la vittoria. Comunque l'aver, come si dice, cambiato i pezzi mi ha dato di nuovo un'agilità alla macchina incredibile. Conta tanto, conta tantissimo quest'anno, più degli altri anni. Solo che se Mick arriva sempre o primo o secondo, il mondiale non lo vincerai mai. I costruttori siamo grandi favoriti, ma d'altronde abbiamo la miglior macchina, quindi ci sta. Mick è vicinissimo, ragazzi. Mick non perde un fottutissimo colpo. Sarebbe bello però la prima doppietta come da GP. Leggera. Mamma mia, l'ho rischiata qua leggermente. Sì, ma Mick, ragazzi, vola, Cioè, sto guidando anche bene, ma Mick, la macchina, ho creato un Mick devastante, fioi. Mick devastante. Ed è subito fastest di Mick.
Voglio la prima vittoria stagionale, cazzo. L'altro anno un ritiro scandaloso dove la vittoria era mia. Quest'anno però non posso permettermi ritiri, al massimo uno, ma devo recuperare terreno perché ne ho perso tanto nelle prime gare purtroppo. Tanto voglio consolidare la posizione. Però Mick è molto vicino, diciamo che dopo Mick siamo più tranquilli, però sappiamo che basta un attimo per perdere tutto. Infatti, l'ho rischiata già 2 volte, la terza mi dà l'avvertimento. Devo stare molto attento. Siamo partiti bene, però mi facevo per la gara dell'Azerbaijan, sta bellissima. Però non avevo proprio voglia di ridoppiare, ragazzi, erano 25 minuti di gara, proprio no, e metterla muta, cioè solo con l'audio del gioco non era il caso. Vabbè, dai, capita, ragazzi, sapete, non è il Cume senza sti vaneggi. Non riesco a guadagnare su Mick, però, raga. Certo che le commenda GP al terzo anno, veramente fenomenali. La sosta è prevista tra il 9° e l'11° laps. In questo momento, se tutto va bene, doppietta commenda GP, ve lo dico. Attento al muro dei campioni, mamma mia. Per il momento è fastest di veneziano, ma è ancora troppo presto per qualsiasi cosa. Il passo c'è, però, il passo c'è finalmente. Ecco qua, faccio delle sbavature che non devo fare, però. Ho perso così 3 decimi. Certo, questo sappiamo che è il mio settore dove vado peggio, però... Qua vado un po' lungo, non manco male che non mi dà l'avvertimento, se no era già una sparadiamo che è importante. Però abbiamo perso tantissimo in sto giro, mamma mia. Questa è bruttina, Mick non rompere i maroni, Mick non rompere i maroni. Ok, ma Mick è veramente a un passo, Dai, voglio la prima vittoria, cazzo. 9 gare, neanche una vittoria con un po' di macchina, non è ammissibile. Adesso deve iniziare il nostro mondiale, già Mick è già andato, vediamo. Devo a tutti i costi mantenere la posizione, Veloci. Vediamo, vediamo, vediamo. Stiamo rischiando leggermente. Sì, no, no, sì. Ok, tenuta la posizione anche bene. Forse impanicato nel traffico, Mick, godo. Gioco anche contro Mick, ovviamente, deve capirlo Mick. Ok, Albon deve andare ai box però, quindi non voglio neanche rischiare troppo. Ma ottima strategia, ottimo tutto. Per il momento gara impeccabile, sia dei meccanici che di veneziano. Fuori da Tifi, safety car, buttati via 8 secondi e 8. Incredibile, peccato, la gara in pugno. Tante volte ci va bene, stavolta è andata male. Mamma mia, avevamo un vantaggio incredibile. Potevamo gestire come volevamo, ma... prendere la lotta.
Peccato che avevamo un bel vantaggio, quasi 9 secondi. Ma va bene, possiamo riprenderli tranquillamente. E si riprende, ragazzi, si riprende, yeah. Green flag. Nuvoloso, ma non è prevista pioggia per la gara odierna. Adesso devo riprendermi il vantaggio che mi ero costruito per fare un'ultima sosta tranquilla. Comunque il problema è che per Leclerc mi ha detto il mio sex ingegnere. Vediamo se riesco a avere il ritmo per stare ancora davanti di parecchio. Avevo quasi 9 secondi, zio, che adesso non ho ridato speranza a Mick, purtroppo. Però tante volte abbiamo sfruttato la safety car a nostro vantaggio, è giusto a volte averla anche in svantaggio. Par condicio quotidiana. Solo Gigi c'ha le soft. Solo Gigione. E Gigi va in box adesso. Per guardare sta cosa ho perso almeno un decimo. Sedici giri alla fine, manca ancora un'eternità e una sosta. E non riesco a prendere vantaggio. Sarà molto dura. Mica adesso è attaccato, ma vaffanculo, mica. Eri a 9 secondi. Ero iper tranquillo, zio, che... Guarda, Mick! No, vabbè, mi butta fuori, Mick. Ma non ci credo, Mick. Buttiamo via una doppietta così, sempre in quella curva, Mick, ma Dio Cristo. Ma va a cagare, Mick. Ma perché provare sto sorpasso in un momento dove non potevi? Mi ha buttato fuori. Squalificato Mick Schumacher. Incredibile Mick. Incredibile la prima piazza. Ma non lo so, sai? Proviamo le soft, poi qualsiasi cosa succede, voglio vincere sta gara. Russell al comando, ma forse deve ancora andare in box, spero. Mi supera anche Gigi. Mi supera anche Gigione. No, ho fatto un gran ultimo giro prima dei box e la tengo la posizione. Il problema è Russell Crowe, Il problema è Russell Crowe. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Però ripeto, abbiamo le soft. Deve essere una vittoria annunciata, ma forse deve ancora fare l'ultimo pit. Bella gara da parte nostra, finalmente, cazzo. Peccato qua la schifezza di Mick. Mi butta verso la fuoripista e si becca anche la squalifica. Problema di Mick, a noi fotte sega di Mick. In questo caso ho sbagliato e cazzi suoi. Ok, Russell, vai box. Perfetto, campo libero. Adesso voglio tentare anche il fastest. Abbiamo già guadagnato tantissimo su Gigi e Bottas. Ciò con le soft abbiamo un bel vantaggio. Vediamo se riesco a fare il fastest lap. 9. Yes, fastest di veneziano. Speriamo di mantenerlo, sarebbe fondamentale. Un punticino in più importantissimo per il Cume. Già il primo settore non è fantastico.
Tanto pensiamo a vincere, poi il fastest ci pensiamo. Dai, che importante, sta vittoria sarebbe importantissima con la squalifica di Mick. Non ho proprio capito la cazzata di Mick, ma perché? Questo devono... Cioè, siamo alla stessa scuderia, non cappellare, cazzo. Poteva essere comunque una doppietta importante, l'hai fatta volentieri, tempo per recuperare nel mondiale ce ne ho, quindi insomma... Non è che, per carità, questo se vado a vincere mi dà un bel boost, però... 7, 8... Yes, sto macinando. Stiamo macinando fastest adesso. Stiamo macinando. Però al prossimo giro devo mettere Michele a standard, se no salutiamo la vittoria, Finalmente rivedo la Comenda GP di Veneziano come deve essere. Diciamo che le prime gare erano un po' sfavorevoli, in Bahrain comunque un quarto posto che è un po' fallito. Però non appena ho messo i nuovi, il pacchetto diciamo della Power Unit nuovo e l'ultimo aggiornamento dell'aerodinamica mi ha dato veramente, almeno a me, un bel vantaggio. Perché ripeto già a Baku, peccato non aver visto la gara, ma ho fatto belle cose. Per essere una gara sfavorevole qua a Montreal dopo la non vittoria dell'anno scorso voglio assolutamente almeno 25 punti, spero 26 con il fastest. Stiamo massacrando Gigione. Stiamo massacrando Gigione. Stiamo massacrando Gigione. Crollo per Gigione. Buona gara comunque, buonissima gara. Sono iper soddisfatto, cazzo. Finalmente. Tra l'ultimo giro si è appena ritirato anche Max Verstappen, quindi un altro ritiro eccellente. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri. Sei all'ultimo giro. Mi fa piacere. Sta recuperando molto Gigione. Io ho un po' amministrato anche per rimettermi carburante. Speriamo di mantenere il fastest, cazzo, speriamo. Sarebbe cosa buona e giusta. Dai cazzo che arriva la prima vittoria, porca miseria, sta maturando un successo fondamentale per Veneziano che può accorciare moltissimo su Mick Schumacher, che ha fatto una cagata biblica, mi ha tamponato e ha preso la squalifica. E noi guidando un po' così l'ultimo giro, ma con una gara impeccabile, con la classica gara comendiana di quelle dove domina dal primo all'ultimo giro. Signori, Veneziano c'è. Non riusciamo a fare un podio con 2 Comenda GP, manco meno la doppietta, però intanto prima vittoria stagionale per il Cume. Oh yes! Pole, giro veloce e vittoria. Spero giro veloce, penso di sì. Yes! Blau job Cume, blau job. Ricciardo, pilota del giorno. E possiamo? E finalmente festeggia molto. No, vabbè, il costruttore la vinciamo, penso. Guardalo il Cume. Prima vittoria del stagionale. Oh yes! Ed è anche fastest, Grand Chelem praticamente. Sì, Grand Chelem. In classifica siamo a meno 24, accorciamo di brutto. Siamo ancora terzi, ma ci siamo, raga. Costruttori più 38 sulle Mercedes. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Ciao!